Le chiusure dei comuni hanno sortito l'effetto sperato. Sì, ovviamente lo dico con il cuore che piange di dolore nel vedere una città vuota, i negozi vuoti, ma in questo momento la priorità sono gli aspetti sanitari perché il Veneto ha un numero importante di positivi e quindi l'ordinanza del presidente Zaia ha avuto un buon successo, nel senso che il pomeriggio le città tutte si sono svuotate e anche la mattina comunque c'è stato un afflusso gestibile inferiore a quello del weekend precedente che aveva creato situazioni di assembramento pericolose. Quindi ringrazio le comunità, ringrazio i sindaci, ringrazio il presidente Zaia. È una linea ovviamente dolorosa ma necessaria appunto per superare questo momento di difficoltà. E sulle critiche del Codacons, che avrebbe presentato un esposto contro le amministrazioni comunali di alcune città, Mario Conte esprime solidarietà a quei sindaci che, oltre ad affrontare l'emergenza sanitaria ed economica, ora si trovano anche a dover far fronte ad una denuncia. Fortunatamente non per quanto riguarda i sindaci veneti, quindi porto la mia solidarietà ai sindaci, a volte presi a cattive parole dai cittadini perché applichiamo quelle che sono le regole che ci vengono imposte dalle regioni piuttosto che dallo Stato, quindi insulti dai cittadini e denuncia da parte del Codacons. Credo che ci sia davvero un limite che non debba essere superato, che deve essere quello del rispetto anche istituzionale per dei sindaci che stanno facendo un lavoro incredibile per riuscire a sostenere anche moralmente le proprie comunità.